Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi risponderò a un'amicizia che nei commenti ha fatto la domanda come si fanno a riconoscere quelli della mano sinistra. Ma prima di iniziare questa breve pillola, il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di The Garda, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook, ed è inutile dire che le migliori iscrizioni Pianeta Face ce le abbiamo noi, e in più anche nel gruppo Magici Arcieri Bertoldini, il canale di Telegram, dove il De Gara Marietto Veneziano qua di Vatti da Midas tengono un percorso esoterico gratuito ogni lunedì sera alle 20:30. Bene, e se volete fare anche un super commento sotto, il vostro Marietto è sempre ben felice con un bel super like. Bene, andiamo avanti con questa micro pillola e parliamo un po' quelli della mano sinistra. Quelli della mano sinistra chiaramente ci sono 2 o 3 fasce, ma diciamo quelli più in vista generalmente creano dei gruppi, sono molto corposi anche perché hanno delle loro, come si suol dire, tecniche di marketing interessanti. Chiaramente sono persone che sanno quello che fanno, hanno delle belle conoscenze esoteriche, ma chiaramente hanno vibrazioni e bovis molto basse. Generalmente si può controllare tranquillamente con il pendolino quanti bovis hanno e sono sempre quasi sotto i 6500 bovis. Nei loro gruppi chiaramente molte cose vengono tenute segrete ed è a piramide. Magari all'inizio possono abbagliare con i loro discorsi, con le loro conoscenze, ma poi il succo è che generalmente vogliono inizializzare le persone alla loro ego, cioè alla loro cultura di capi. Anni fa, la prima volta che ho sentito parlare di una cosa del genere fu una veggente di Roma che mi spiegò che c'era un gruppo New Age fatto in questa direzione che faceva grandi promesse, il proprio amministratore faceva grandi promesse, ma poi dopo alla distanza l'agiotaio sodomizzava a livello astrale le persone, cioè di notte andava in casa di queste persone che come si diceva, iscrivevano e si facevano inizializzare da lui e poi venivano violentati sistematicamente. Io questa cosa non l'avevo mai sentita perché non pensavo che la gente fosse così ingenua da cadere in queste trappole, ma questo è quanto. Infatti lei poi diede una bella, come si dice, scoppolata a questo maghetto nero. Comunque l'importante è non farsi mai inizializzare, mai entrare in questi cerchi ristretti di esoteristi che all'inizio sembrano tutte luce e oro, però dopo alla fine, come si suol dire, fanno grandi, come si suol dire, grandi promesse, ma alla fine è una gabbia dorata che poi porta chiaramente al basso astrale. Poi ci sono quegli altri che ti mandano luce colorata, anche magari, come si suol dire, con buona volontà. Ne ho conosciuto uno anni fa che aveva finito di lavorare in banca, aveva questo dono a livello energetico e ha fatto un sacco di danni proprio perché ha creato questa, come si vuol dire, gabbia dorata. La gente ci andava, faceva grandi cose anche a distanza, naturalmente sempre gratuito. Il loro trucco è questo qui, cioè per ammagliare le persone danno le cose gratis all'inizio, come si dice, il cioccolatino all'inizio, e poi adagio adagio la persona entra nella sua gabbia e non si rende conto che è una gabbia dorata, anche perché lui, questo soggetto qui in cui sto parlando io, praticamente il dono c'era lui, ma non spiega agli altri come attivarlo, o se lo spiega non spiega esattamente tutto. Sapete, se c'è un prezzo da pagare, la gente chiaramente sta lontano perché viene chiaramente subito allertata e fa 2 conti. Invece quando il cioccolatino gratis all'inizio la gente corre, no? E come in quel caso lì, e poi alla fine la gente si rende conto che sì, erano doni. Io sto parlando sempre di quel caso lì in cui questo alla distanza mandava energia, ma poi si è sempre collegati alla mammella di questo tipo qui che poi sodomizzava le persone che gli stavano più vicino. Chiaramente all'inizio è tutto oro e luccica, però purtroppo alla fine ho avuto molti riscontri di persone che sono scappate di quel soggetto perché si rendevano conto che non c'era niente di buono da raccogliere. Purtroppo quando queste energie che questo soggetto elargiva in giro, poi quando sono entrati si aggrappano tutto quello che
è astrale e dei corpi sottili, e quindi si è parassitati, quindi lontano tutti da quelli della mano sinistra che con la New Age si presentano in vari modi. Il concetto è molto semplice: innalzano il loro ego, foto a destra e a sinistra di loro, foto a destra e a sinistra che fanno, come si vuol dire, operazioni di alta magia secondo loro, ma nella realtà stanno chiamando solamente e fanno cose con geni di bassi piani vibrazionali. Bene, cari amici, detto questo, il vostro Marietto vi ringrazia di avermi seguito fino a qui e vi chiede, se non avete ancora fatto, di iscrivervi ai canali di Garda Marietto Veneziano. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!